Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Parliamo adesso di calcio perché il presidente del Rende, Fabio Coscarella, parla della richiesta di deferimento della sua squadra e dice: confidiamo nell'iter della giustizia sportiva. Una partita imminente, quella con la Sicula Leonzio, da giocare e possibilmente vincere al Lorenzo domani sera. Un'altra, sicuramente più complicata, che durerà qualche mese contro un avversario capace di mettere KO chiunque con una sentenza. Il Rende rischia, a causa della prima fideiussione presentata con gli incartamenti per richiedere l'ammissione alla Serie C, un documento poi rivelatosi inefficace. Al presidente Coscarella della società biancorossa si contesta il fatto di non aver effettuato controlli preventivi. Cosa succederà? Inutile cimentarsi in previsioni, il ventaglio di ipotesi è molto ampio. A difendere i biancorossi, che hanno espresso serenità e fiducia nella giustizia sportiva, l'avvocato Edoardo Chiacchio. La verità è questa, che il comunicato della FIGC continua a dire che non c'è conferma di validità nell'efficacia di questa fideiussione, che chiaramente anche noi abbiamo sollevato, io per primo come amministratore unico della squadra, abbiamo sollevato e abbiamo fatto le nostre denunce. Quindi oltretutto si va ad interpretare in un modo strano dicendo esclusione di campionato e quant'altro. Mi sembra un po' un terrorismo psicologico che sinceramente non meritiamo, insomma. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!